È sbarcato alla BIT di Milano, la grande fiera internazionale del turismo, il primo ed il più grande dinosauro italiano completo ritrovato in Italia ed Europa. Antonio, questo è il suo nome, fa parte della famiglia degli adrosauroidi ed è attualmente ospitato al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. Ma la sua storia inizia negli anni 90, al villaggio del Pescatore, uno dei siti paleontologici più importanti d'Italia, situato nel comune di Duino Auresina, vicino a Trieste. Abbiamo scoperto quest'area del famoso dinosauro Antonio. Dopo 10 anni di un po' di crisi anche per questioni finanziarie abbiamo riaperto questo sito. Il sovrintendente si è impegnato moltissimo a darci l'opportunità di farlo rivisitare, ma soprattutto abbiamo una grande cosa che è quella di riaprire i cantieri per poter tirarne fuori altri. C'è già uno in vista, lo hanno già chiamato Bruno, e abbiamo soprattutto la possibilità concreta di poterlo fare perché un'università americana ci ha chiesto di poter venire ad aiutarci a portare i loro studenti ed operare in questi scavi che sono molto delicati. Per noi è importantissimo, il dinosauro Antonio è un po' il volano per i prossimi anni. Da un anno abbiamo riaperto il sito paleontologico del villaggio del Pescatore con oltre 6.000 visitatori solo nel corso del 2011. Per il 2012 puntiamo tanto alla promozione attraverso questa scoperta del dinosauro Antonio per attirare quel turismo che è in cerca proprio dei siti naturalistici e dei siti archeologici che il nostro territorio è in grado di offrire. Bisogna abbinare sempre la parte culturale e turistica anche alle infrastrutture. Il sito del dinosauro Antonio si trova al villaggio del Pescatore, oggetto di un'importante riqualificazione urbanistica, strategica dell'intera area. Verrà assolutamente riqualificata con strutture per il turista, ma soprattutto anche per riqualificare la parte urbana proprio a beneficio dei cittadini che vivono lì da 60 anni, perché ricordiamo che il villaggio Pescatore proprio quest'anno, nel 1952, i primi abitanti esuli dell'Istria, Fiume della Dalmazia sono venuti proprio a Duino Auresina, in quest'area bonificata dall'Ente Tre Venezia proprio per ospitare questi cittadini. Il Consorzio Villaggio del Pescatore ha comunque proposto al territorio, quindi alle amministrazioni pubbliche, progetti che sono esclusivamente finanziati dal privato. Ciò per creare, quella sintonia dove il pubblico, disponendo del territorio, ha bisogno del privato affinché quel territorio assuma un interesse economico, culturale, turistico, eccetera, che possa essere poi definito come prodotto da presentare al mercato del turismo, dell'economia, eccetera. La partecipazione del Consorzio Villaggio Pescatore al BIT ha avuto questo tipo di input, era quello di mettere nelle disponibilità del comune di Duino Auresina e più nell'interesse della regione Friuli Venezia Giulia le possibilità che le idee si tramutassero in fatti. Il Consorzio non dispone di grandissime disponibilità economiche, dispone però di qualche idea e probabilmente le idee alla fine trovano accoglienza e quindi trovano possibilità di essere finanziate. Il Consorzio in questo momento sta finanziando opere di progettazione per 2 milioni di euro, da ciò conseguiranno opere di costruzione e quindi probabilmente anche occupazione e opportunità per il territorio dell'imprenditoria locale per circa 6 milioni di euro. Da qui deriva un completamento di opere e di iniziative sull'insieme del territorio che impegneranno per i prossimi 5, 6, forse 10 anni le varie amministrazioni che si alterneranno nella gestione delle prospettive. Il ritrovamento di Antonio risale al 1994, anno in cui venne alla luce quella che sembrava la zampa anteriore di un animale. Si scoprì poi, grazie a successive campagne di scavi, l'esistenza di un vero e proprio dinosauro ancora integro. Gli scavi sono stati fatti nello stesso anno in cui praticamente ho fatto questo ritrovamento e hanno constatato immediatamente dopo la scoperta la continuità dello stesso in profondità. Per cui sono stati proposti alla sovrintendenza e al Museo Civico di Storia Naturale altri scavi, non più preliminari ma eseguiti dalla ditta Zoic, effettuati tra il 98 e il 99, che hanno poi portato comunque al rinvenimento di questo grande reperto che è il secondo dinosauro italiano. È uno dei più grandi dinosauri a livello europeo, è completo in connessione anatomica al 98%, è l'unico esemplare di questa specie al mondo.
70 milioni di anni fa Antonio popolava un'isola, una terra immersa del Mar della Tetide, probabilmente con altri esemplari. In pratica era un dinosauro erbivoro, quindi vegetariano, mangiava quello che c'era disponibile, frequentava queste zone di piana costiera, zona lacustre probabilmente vicino al mare. Questo importantissimo ritrovamento farà da volano per l'intero consorzio del villaggio del pescatore. Ma il futuro degli scavi qual è? Sono stati fatti dei carottaggi, si è vista che in questa lente di dimensioni abbastanza ridotte sono rimasti racchiusi molti organismi. Per vedere naturalmente bisogna scavare, quindi le prospettive sono molto positive e poi comunque c'è dopo tutto il lavoro dietro di seguire lo scavo, nel senso anche di divulgare quello che si trova. Sotto il profilo scientifico adesso sarà interpellato un paleontologo che si occuperà proprio dello scavo e che quindi seguirà tutto il lavoro del recupero con un certo criterio scientifico. Il sito archeologico è visitabile ed è aperto al pubblico tutte le domeniche. Noi abbiamo lasciato sul nostro sito internet le indicazioni, i numeri di telefono, gli indirizzi email per contattarci, perché noi comunque diamo la nostra disponibilità anche durante la settimana. La scoperta di Antonio ha rivelato uno dei giacimenti fossiliferi più importanti del XX secolo. Il futuro del villaggio del pescatore è ancora da scrivere, ma le prospettive sono rosee. C'è ancora molto da scoprire tra questi strati di preziosa roccia, che unisca al progetto l'interesse per l'intero luogo, capace di attrarre risorse, idee e lo spirito argonauta dei popoli mediterranei. Dobrodošli e grazie per essere qui con voi, grazie al signor Sindaco. To je danas lahko kapital. Questo oggi può diventare un capitale. È riuscito a mettere insieme alcune risorse private e queste risorse hanno coinciso con la possibilità di aumentare la possibilità del progetto in maniera tale che quegli imprenditori che avevano visto questa cosa potessero pensare a un certo punto di produrre quella cosa, ma perché il territorio poi ne avesse un ritorno. Sono progetti la cui importanza nel loro coordinato interesse dal punto di vista turistico ma anche occupazionale, meritano quell'attenzione per cui gli imprenditori non possano essere non in grado di ritornare al territorio quelle potenzialità che permettono uno sviluppo ragionato, equilibrato dal punto di vista ambientale, naturalistico, eccetera, ma che sia una reale offerta della democrazia del turismo.